Continua l'allerta maltempo dopo le inondazioni della bassa destra Piave di ieri che ha coinvolto i comuni tra Monastier, Mogliano e Quinto e la fascia sud delle frazioni di Treviso. Oggi è il Piave a mettere in allerta gli uomini del Genio e della Protezione Civile Provinciale per l'ingrossarsi del corso d'acqua nelle zone di Ponte di Piave. Sott'acqua sono finite le abitazioni che sorgono a ridosso degli argini e parte dei terreni agricoli attigui, ma fortunatamente, anche grazie all'attenuarsi del maltempo, la situazione sta lentamente migliorando. Un maltempo eccezionale, quello di questi giorni, sia per il periodo, maggio non è periodo di eventi atmosferici dell'entità di quelli verificatisi negli ultimi giorni, sia per l'intensità di azione degli stessi. Oltre 100 mm di pioggia, la pioggia che cade in un mese è caduta in 10 ore. Situazione sicuramente accentuata dalla insufficiente manutenzione che viene apportata al fiume e ai suoi argini tra Salgareda fino alla foce, che crea un vero e proprio collo di bottiglia facendo esondare il Piave. Ne parla ai nostri microfoni l'assessore alla protezione civile Mirko Lorenzon. Le previsioni sono senz'altro verso un miglioramento del tempo. Domani ci dovrebbe essere una bella giornata e quindi già questa sera qualche temporale ci sarà, ma ci sono delle precipitazioni con delle attenuazioni abbastanza elevate rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto una giornata un po' particolare e quindi creando i grossi problemi sulla Marca Trevigiana, in particolar modo subito già dalle prime ore del mattino verso le 11 mezzogiorno sulla zona della destra Piave, in particolar modo sulla bassa Trevigiana, ha creato problemi per quanto riguarda le esondazioni di tutti questi piccoli affluenti dei fossi che hanno poi tracimato i fossi lungo le strade e sono andati a occupare l'acqua, ha occupato le carreggiate delle strade comunali e provinciali, causando seri problemi alla viabilità. Problemi che non ci sono stati comunque nei grandi fiumi tipo il Livenza e il Piave. Il Piave ha avuto un aumento delle proprie acque, già questa mattina a Busca il rilascio era di circa 900 metri cubi al secondo di acqua, però adesso sono anche qua, il rilascio è in attenuazione, in continua attenuazione, siamo arrivati a circa 600 metri cubi al secondo, quindi una diminuzione, il Piave sta calando, quindi non desta preoccupazioni e qua bisogna senz'altro operare sulla prevenzione, ci vuole naturalmente più manutenzione per quanto riguarda i fossi, più manutenzione per quanto riguarda tutti quei fiumi di scolo, quei canali di scolo che sono gestiti poi dai consorzi di bonifica. Ci vorrebbero anche le risorse. Una cosa da fare, e qua bisogna fare pressione a livello regionale ma a livello nazionale sul governo centrale di Roma, è far sì che tutte quelle opere che i comuni sostengono per la pulizia di fossi e quindi la messa in sicurezza del nostro territorio, fatte di comuni, province e regioni, non rientrino sul patto di stabilità, perché si spende molto di più poi per pagare i danni. Questo qua è un po' il concetto.